Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47, e per le strade un canto di morte, come di 1000 martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza dicevi non aver paura. E mi ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava, fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare? Sono venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e 1000 facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani, italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, come una pagina strappata dal grande libro della storia. Come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare? Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia. Avete ascoltato questo pezzo di Simone Cristicchi del 2013, Magazzino 18. Il Magazzino 18 è questo magazzino a Trieste dove sono ancora raccolti i beni, le povere cose degli esuli istriani che vennero vergognosamente cacciati e che dovettero subire violenza non soltanto dai titini che agivano, che hanno agito in una maniera disgustosa, le foibe sono lì a testimoniarlo, ma anche e soprattutto da parte dei comunisti italiani, del partito comunista più forte d'Europa, i quali, tra le varie delicatezze che usarono verso degli italiani come noi, colpevoli semplicemente di essere stati espulsi dall'Istria, anche a causa della poca spina dorsale che mostrò l'allora governo italiano, bene, loro decisero di bollarli come fascisti e quindi come tali non considerarli degni di far parte della nazione italiana. Quando ascoltate questa gente parlare delle foibe, quando ascoltate tutti questi storici di sinistra giustificare, spiegare, fare e dire, voi ricordatevi solo una cosa. Quando i treni con gli esuli istriani arrivarono alla stazione di Bologna nel 1947, e vi vorrei ricordare che viaggiavano dentro i carri merci perché le vetture ferroviarie erano state quasi tutte distrutte dalla seconda guerra mondiale, quando i treni arrivarono a Bologna, i ferrovieri comunisti buttarono il latte sui binari della ferrovia
perché non vollero dare da mangiare agli esuli istriani, colpevoli a loro modo e a loro dire di essere tout court dei fascisti. Non dimenticatevelo mai. Una nazione si basa su un principio di fratellanza, e gli esuli istriani, io amo tutti gli italiani d'oltremare per quello che hanno dovuto soffrire, penso agli esuli che furono cacciati da Gheddafi dalla Libia, penso a quelli che se ne sono dovuti andare dal Dodecanneso, penso a quelli che nella Valle Roia dalla sera alla mattina sono passati dall'essere italiani al diventare forzatamente francesi e così via, o gli italiani di quello che fu l'impero italiano, quindi gli italiani dell'Asmara, gli italiani della Somalia, gli italiani dell'Etiopia e dell'Eritrea. Ecco, però i fratelli dell'Istria sono tutti uguali per me, ma quelli dell'Istria sono un passettino avanti per tutto ciò che è stato vergognosamente fatto sulla loro pelle e che è stato vergognosamente taciuto per oltre 50 anni. Quindi a maggior ragione oggi, 10 di febbraio, è il giorno del ricordo e noi ricordiamo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1130 di stasera, martedì 10 febbraio 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659, potete cominciare a mandarci le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi già da adesso, poi più tardi apriremo nel corso di Scuola di Magia col senatore Claudio Borghi, apriremo il telefono allo 0292947222. Ma adesso c'è lui, implacabile come sempre, Pierluigi Bagnaschi, e andiamo. Dopo aver minacciosamente circondato l'Iran con la sua imponente flotta militare, facendo capire a tutti, e in particolare ai mullah, che l'attacco era imminente, Donald Trump ha messo il silenziatore all'operazione. Trump inoltre ha fatto sapere per vie trasversali che aveva posto un ultimatum a Teheran con queste proposte: smantellamento degli impianti nucleari, consegna del materiale fissile disponibile, sospensione immediata del finanziamento alle sue milizie che assediano da ogni parte Israele, cioè Hezbollah dal Libano, Hamas dalla striscia di Gaza e gli Houthi dallo Yemen. Se Teheran avesse accettato queste condizioni, l'assedio da parte degli americani sarebbe subito terminato. Ma l'Iran ha detto no a queste richieste. Al massimo ha detto può iniziare, ha detto, le conversazioni sul nucleare per poi decidere se si potrà decidere. Campacavallo, insomma. Benissimo, e allora io non posso che essere d'accordo con quello che dice Pierluigi Magnaschi nel corso di questo diritto e rovescio. Intanto si sono fatte le 18, 21 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata numero 1130 di Zoom, e il sottoscritto è sempre Antonino Danna al microfono con voi. Devo dire una cosa, scusate, lo so che sembra il disco rotto, però Ordine mondiale di Kissinger, cosa dice lui sul comportamento degli iraniani, soprattutto sul tema del piano nucleare? La caratteristica degli iraniani è che loro tirano il discorso sempre in lungo in modo tale da spostare l'asticella più in là. Si era partiti dicendo no, non ci deve essere un programma nucleare iraniano. E vabbè, dai, però se facciamo un arricchimento massimo al 30%, possiamo avere un numero limitato di centrifughe, quindi magari ce lo fate fare. E va bene, lo potete fare, però dovete fare le ispezioni della IEA. Poi il discorso si è allargato ancora, l'arricchimento è passato al 60%, dice sì, però quando viene la IEA ce lo deve dire 2 giorni prima che viene a fare
le ispezioni, che così noi ci possiamo preparare, e siamo andati avanti così fino a quando l'arricchimento dell'uranio è stato tale che Israele una bella notte si è alzato ed è andato a rompergli la faccia, perché non si può permettere che un paese in mano a una folle teocrazia, che ripeto vuole il governo di Dio, si possa dotare della bomba atomica. Ma adesso è giunto il momento, e quindi state attenti, perché ho l'impressione che sto giochino di nuovo di spostare l'asticella lo stiano facendo con questi fenomeni degli inviati di Trump. Quindi attenzione, perché se fregano gli americani siamo consumati. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, io do il bentornato all'onorevole Andrea Barabotti. Buonasera onorevole, ben trovato. Grazie, buonasera a voi, grazie per l'ospitalità, al solito. Si figuri. Allora, io ho qua una sua dichiarazione sulla decarbonizzazione, ma oggi c'è stato un importante evento alla Camera. Ci fa un po' da cronista, cosa è successo? Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo ospitato un'associazione che opera a livello internazionale sul tema della decarbonizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Questa associazione opera in Italia, opera in Europa e nel mondo, nasce negli Stati Uniti ed ha un approccio alla decarbonizzazione diverso, atipico rispetto, se vogliamo, alle associazioni ambientaliste tipiche del nostro paese. È un approccio molto concreto, molto pragmatico, che guarda alla transizione ecologica, però con uno sguardo alla sostenibilità economica, oltre che ambientale, sociale, oltre che diciamo così alle visioni di lungo periodo che vanno verso la decarbonizzazione. Quindi con piacere come Lega abbiamo ospitato questa associazione che si propone di essere di supporto al governo per le politiche che vanno in questa direzione, partendo dalla loro esperienza sul campo. Quindi abbiamo parlato alla Camera di decarbonizzazione, ma l'abbiamo fatto con un approccio che è diverso dall'approccio europeo o dall'approccio ideologico di sinistra. Un approccio molto concreto che parla alle aziende, che parla alle famiglie, e abbiamo avuto modo di ricordare proprio in questa sede anche l'impegno di una collega, Giorgia Andreuzza, una collega veneta, che sta portando avanti una proposta di legge molto molto importante e su cui io credo dovrete ritornare, che riguarda la revisione delle zone climatiche nel nostro paese. Perché se è vero che dobbiamo migliorare, diciamo così, il nostro patrimonio edilizio sotto un piano anche ecologico e di impatto, è vero anche che dal 93 ad oggi, nel 93 le zone climatiche italiane sono state individuate, ad oggi ci sono stati grandi cambiamenti, e quindi se vogliamo orientare bene gli sforzi del pubblico e gli incentivi dobbiamo fare i conti con i cambiamenti che ci sono stati. Se è vero, come dicono, che le temperature stanno aumentando, allora vorrà dire che il nostro patrimonio edilizio, che oggi è in gran parte in classe G, forse non è messo così male come le vecchie mappature ci dicono. Certo. Senta, ma oltre a questo, come possiamo rendere sostenibile la transizione, che era appunto il tema di questo incontro di oggi? Dobbiamo pensare che gli incentivi pubblici non possono essere rivolti a politiche come quella del superbonus, dove una piccolissima parte del patrimonio immobiliare ha avuto una grande rivalutazione, un grande beneficio sotto forma di incentivi. Dobbiamo privilegiare gli incentivi che si rivolgono alle persone più bisognose, alle persone che ad esempio non possono comprare un elettrodomestico nuovo e si devono affidare al frigo che è in classe E, F o peggio ancora, alle persone che non possono comprare una macchina elettrica ma che magari hanno una vecchia auto Euro 2 e possono passare a un'auto Euro 6 senza necessariamente comprare un'auto elettrica. E quindi dobbiamo guardare i nostri incentivi non al meglio possibile, diciamo così, al
all'obiettivo migliore possibile, ma accompagnare i cittadini, soprattutto le categorie più fragili, verso un miglioramento graduale delle loro aspettative, delle loro possibilità, dei loro elettrodomestici, delle loro auto. Se passiamo da un approccio europeo ideologico a un approccio pragmatico, aiutiamo le famiglie bisognose a fare quei piccoli passi che significano per l'Italia e per il nostro paese un netto cambiamento e un netto miglioramento. Onorevole, senta, siamo in chiusura. Che cosa c'è nei suoi prossimi impegni in agenda? Gli impegni in agenda sono tanti. Abbiamo la legge sul nucleare, abbiamo un nuovo decreto energia per affrontare la crisi dei consumi di tante famiglie. Abbiamo anche degli impegni che sul piano culturale sono molto importanti. Oggi è il 10 febbraio, si celebra il giorno del ricordo, il giorno in cui viene celebrato il martirio di tanti italiani sterminati dai battaglioni titini, l'esodo di tantissimi italiani, il sacrificio di tanti connazionali. Ecco, oggi la sinistra toscana, nel silenzio di tanti media, fa calare un bavaglio rosso su una voce libera come quella di Italo Bocchino. Era previsto il suo intervento nel Consiglio regionale della Toscana come curatore di un cortometraggio sulle foibe. Dopo che alcune sigle legate all'estrema sinistra hanno protestato, la Regione Toscana ha tolto il diritto di parola a Italo Bocchino, l'ha escluso dalle celebrazioni solenni, e oggi Tiziana Misini, una collega, insieme a Italo Bocchino e tanti toscani per bene, sono in Toscana a rivendicare proprio in queste ore il loro diritto di parola, il loro diritto di pensiero, affinché sulle foibe non cali l'oblio come è avvenuto in passato. Quindi abbiamo tante sfide per il futuro, si parla di decarbonizzazione, si parla di tasse, si parla di energia, non dobbiamo però sottovalutare il patrimonio di memoria, le sofferenze di tanti italiani, il martirio di tanti connazionali, e non dobbiamo farci tappare la bocca dalla sinistra come è avvenuto in passato. Quindi guardiamo al futuro, ma consapevoli delle nostre radici. Pienamente d'accordo con lei, onorevole. Allora, grazie e al piacere di sentirci presto. A presto, buona serata. Grazie. Sigla, pausa e poi ci ascoltiamo Renato Rascel, Arrivederci Roma del 54, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
Ti invidio turista che arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi Fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare. E mentre il saldo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a Squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Se rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quell'inglesina che un giorno partì. Io qui proprio qui l'ho incontrata, io qui proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sospirò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Voglio ritornare a Via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove m'hai tenuta stretta stretta in braccio a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va. La linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:36 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1130 di Zoom. Ladies and gentlemen, che ora è le 18:36 minuti e 39 secondi. Avete ascoltato l'immenso Renato Rascel con Arrivederci Roma del 1954. Noi però, in attesa di collegarci con il senatore Claudio Borghi, che al momento è lievemente occupato, vi diamo le ultime news. Nel frattempo il telefono è aperto 0292947222. Ultime news che arrivano dalla ADN Kronos, notizia d'apertura, Milano Cortina, altre 2 medaglie per l'Italia, oro nella staffetta mista short track e bronzo nel curling. Il curling, vi ricordo, sono quelle pietrazze che hanno la forma di pentola a pressione e quelli gli scopano davanti con la scopa di saggina per arrivare al centro. Insomma, sembra il gioco delle bocce giocato sul ghiaccio, però è bello, dai, tutto sommato. Gli azzurri hanno finora conquistato 11 medaglie alle Olimpiadi invernali in casa.
Ancora, fallimento Bioera, la ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta, si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello della società Key Group SRL. Il particolare, Zoe Trinchero, l'autopsia, era ancora viva quando è stata gettata nel canale, è morta per un trauma da caduta, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato scorso. Asse tra Germania e Italia per l'Europa, Macron rilancia gli Eurobond e il Buy European. Mai come in questa fase la guida politica dell'Europa è stata così contendibile. Da qui si riparte per provare a trovare una sintesi che possa rilanciare veramente l'UE. Bimba morta in casa Imperia, giovedì la decisione sul fermo della mamma per omicidio. La decisione della donna sarebbe smentita dalla relazione del medico legale e dalle telecamere. Il padre della bimba in carcere da agosto, altre 2 figlie della coppia affidate ai servizi sociali. Ucraina, il governo pone la fiducia sul decreto, Vannacci all'attacco della Lega, nasconde il voto di coscienza. Gran Montanà, Bertolaso, fuori pericolo tutti i ragazzi feriti, ogni tanto una buona notizia. Ancora, William e Kate sulle Alpi francesi, vacanze esclusive per i principi del Galles, delicatissimo. Paolo Bonolis bacia Giorgia Taratata, la reazione di Emanuele Lo, video. Chi se ne frega, scusate. L'immenso Antonino Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Le medaglie rotte a Milano Cortina verranno riparate, un problema al cordino dietro il caso, e poi casco vietato al pattinatore ucraino, il CIO concede la fascia nera ma nega i volti dei morti in guerra. Cercate di mettervi un po' d'accordo. Io ieri sera guardavo Sky News, un servizio dell'Inghilterra, Infantino, il presidente della FIFA, che diceva invece bisogna togliere tutti i divieti contro i giocatori di calcio e la nazionale russa. Ancora, ciao Tonino, puoi consigliarci un bel libro che racconta la verità e la realtà sull'Istria, le foibe, l'esodo, l'esilio? Non so se riesco ad ascoltare la trasmissione stasera, poi eventualmente scrivermelo qui. Grazie, viva la Lega, il Super Comasco Borghi, Antonino Danna, grazie per le canzoni bellissime che ci fai ascoltare e cantare. Allora, sì, se mi dai il tempo, chiunque tu sia, ma io ho intuito chi tu sia, volevo salutarti, caro amico, perché so che sei anche tu un esule istriano, per cui a maggior ragione sappi che sei nel mio cuore pure tu. Allora, un momento che io cerco qua nella mia libreria, perché un libro in effetti ce l'avrei da suggerire. Intanto come prima cosa ti suggerirei La storia d'Italia di Montanelli e Cervi, soprattutto i volumi dal 1943 in poi, perché c'è tutta la storia della questione di Trieste. È vero che le foibe vengono toccate, diciamo, en passant, però si parla proprio del fatto di come il governo italiano con De Gasperi, soprattutto anche, diciamolo pure, anche per l'inettitudine degli alleati, non è stato in grado di tutelare gli italiani dell'Istria. Ora ti dico pure un bel libro, Foibe, perché qua nell'archivio c'è, ora ti dico pure qual è. Vediamo un po', no? Istria. Io un libro ce l'ho da qualche parte su questo tema, e ça va sans dire libro esuli foib esuli Istria. Vediamo un attimo cosa ti posso suggerire. Allora, ecco qua, era proprio questo il libro, vedi che ce l'avevo. Il libro, momento che adesso ti scarico anche la copertina, così Natalia la può mostrare. Il libro è pubblicato dalla Mursia, per la precisione. Lo ha scritto Jan Bernas, ci chiamavano fascisti, eravamo italiani, istriani, fiumani, dalmati, storie di esuli e rimasti, con prefazione di Walter Veltroni. Natalia, prima... Natalia, vedi se riesci per favore a proiettare questa copertina, poi passiamo alla scuola di magia con il senatore Borghi, che ringrazio per la pazienza. Quindi vi ricordo
Se volete fare una buona lettura, Ayan è scritto con la I lunga A-N, spazio, cognome Bernas, Jan Bernas. Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani, istriani, fiumani, dalmati, storie di esuli e di rimasti. Mursia, editore, quindi è anche di facile reperimento, visto che la casa editrice Mursia è una casa editrice molto nota. Ma adesso, signore e signori, è giunto il momento di Scuola di Magia. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:43 minuti e 49 secondi. Io voglio dare il bentornato al padrone di casa, che è il senatore Claudio Borghi. Io sono solo l'apprendista stregone, però stasera mi ha davvero incuriosito, senatore. Ma l'assedio di cosa? Questo sarà il tema della Scuola di Magia. Bentornato intanto. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sto in questo momento percorrendo una strada che se misurano, no, alla fine della seconda legislatura lo spessore dei San Pietrini, troveranno che c'è un calo su questo percorso che io faccio dalla Camera al Senato, perché ovviamente cerco sempre di tenere assieme un po' tutto, no? E quindi ogni secondo passato qua a Roma a non parlare con qualcuno è un secondo perso. E quindi in realtà prendo e corro da una parte all'altra, allora esco in questo momento dalla Camera e mi dirigo al Senato. Ho anticipato che parliamo di assedio perché mi sembra abbastanza chiaro, così, guardando con gli occhi addestrati del prestigiatore che vede dove stanno cercando di farti credere che tu devi guardare intanto dall'altra parte, però qualcosa sta succedendo, che in questo momento sia, diciamo, di fatto partito l'assedio che ha come obiettivo il prossimo governo. E l'assedio ovviamente lo organizzano sempre loro, insomma, no? Le forze globaliste, che uno, diciamo, in modo semplice, no, dice il PD, ma non è il PD, perché poi uno pensa il PD sia la Schlein, no, così questo tipo, e dice vabbè, ma che te preoccupi della Schlein? No, certo che non mi preoccupo della Schlein, no, perché è ovvio che i parlamentari del PD sono quello che sono, non sono certo il genio del male. Tuttavia, in realtà, quello che il PD significa in realtà una cosa molto più profonda, no? Quello che un po' Trump chiamava il deep state, quello che chiamano un sistema di potere che parte dal Quirinale, poi scende, no? E così via, e che in questo momento tuttora ha un forte controllo sul paese. Allora, il punto che cos'è? Che la scorsa legislatura sapete giocare a briscola? Sì, suppongo, no? Cioè, in qualche maniera un po' tutti ci abbiamo giocato. La scorsa legislatura, che io già sapevo, no, sarebbe stata legislatura di difesa, insomma, come avevo detto, ma dal loro punto di vista è stata la classica mano liscia, no? Dicendo, vabbè, gliela lasciamo, no? Perché tanto noi non siamo pronti. Loro in ogni caso hanno fatto la manovra giusta col governo Draghi, le cose sono andate in un certo modo, no? E seminari, quindi uno gioca al 2, l'altro gioca al 5, l'altro gioca al 7, prendono con la donna, alla fine preso 3 punti, no? Ok, però questa mano invece ci sono i carichi, come si suol dire. C'è il Quirinale nel 29. Esatto, questo mano c'è il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, cioè, capito? Ci sono tutte delle questioncine
che sono di una rilevanza fondamentale. Decisamente. E quindi chi pensa che questi mollano via tranquillo, no, senza problemi, è un gonzo. Succederà di tutto, e le cose che stanno succedendo in questi giorni sono appena l'inizio. Cioè, la questione Vannacci, e quello la lettera di oggi di Marina Berlusconi l'intervista di oggi di Marina Berlusconi su dove spiega il futuro del mondo secondo lei e cose di questo tipo. Sono tutte parti di un qualcosa che è chiaro che sta succedendo. C'è un posizionamento da parte di quel vecchio mondo per cercare di non mollare la presa. E a quel punto però bisogna essere molto pronti anche a capirle le mosse, no? Perché sennò altrimenti che siamo qua a fare, no? Cioè la scuola di magia serve appunto per cercare di capire quando uno sta facendoti un trucchetto sotto il naso. E quindi questo tipo di mosse che sono secondo me abbastanza palesi devono essere evidenziate. E quindi tutti in questo momento bisogna leggere tutto quello che succede nell'ottica dell'assedio. Cioè noi in questo momento siamo lì con aggrappolati al nostro pezzo, no? Quello al punto dove c'è il cannoncino sulle mura, no? Aggrappati lì, e dice vabbè, fino adesso guarda, mi sembrava che arrivassero i nemici, no? Però invece in realtà non è che era proprio vero, non è che arrivavano i nemici, in realtà ne arrivava poca roba. Il punto era, aspetta che chiedo a Menia se sono arrivato in ritardo. Menia, sono arrivato in ritardo, finito tutto? Benissimo, grazie. Perfetto, quindi io a furia di parlare con questo, parlare con quest'altro, audizione del capo dei servizi segreti esteri nostri al Copasir, che mi è durata fino a poco tempo fa, e non ho fatto in tempo ad arrivare in Senato. È il bello della diretta. Vabbè, ma cosa vuoi che ti dica? Però purtroppo succede sempre così, non posso. Io sono abbastanza tranquillo, nel senso che non è che posso essere contemporaneamente in due posti, no? Cioè è evidente che se questo è un altro dei frutti di quelle cagate geniali dei grillini, no? Tagliare il numero dei parlamentari, perché chissà che cosa succederà. Ecco, succederà che, dato che un parlamentare, come nel mio caso, è ovvio che deve essere al Copasir, perché se sono nel Copasir e viene audizione il capo dei servizi segreti esteri, è dovere tuo essere lì piantato, no? e sentire cosa dice. Il risultato è che quello che è stato in seduta in Senato io me lo sono perso. Bene così, avanti, però ragazzi non posso fare altro. Comunque e poi dopo ogni tanto arriva la Gabanelli che mi dà pure dell'assenteista, no? Allora la devo querelare, perché uno dice ma in realtà sì, questi sono i numeri, dicono che tu eri presente a poche riunioni, no? Cioè a poche votazioni, questo poche è il 70%, a poche votazioni, no? E faccio, ma hai guardato se quelle dove non c'ero ero assente o ero in missione? Perché se ero in missione significa che ero da un'altra parte e non potevo non essere dall'altra parte, no? No, ero in missione, no, allora in missione, ma allora o correggi o te querelo, non corregge, la querelo. Infatti è quello che ho fatto, perché sai com'è, una cosa è assente e una cosa è in missione. E poi volendo, se uno volesse anche sottrarsi dal grillismo solito, anche l'assenza, cioè se io in quel momento dovessi parlare con che ne so, con qualcuno dell'amministrazione Trump, no? A me interessa che non si vada sotto il Parlamento, no? Cioè tu non devi essere quello tale per cui, dato che eri fuori, il governo e la maggioranza va sotto per un voto, no? Ma dato che probabilmente così non è, se per caso in quel momento
valuto che ho da fare una cosa più importante, potrebbe anche essere sensato che facessi una cosa importante previa consultazione col capogruppo per vedere se ci sono problemi di numeri, no? Vabbè, comunque insomma questo purtroppo, il grillismo, no? La presenza, l'assenza, come se... Vabbè, comunque niente, insomma dai, le cose stanno così. Scusate lo sfogo. No, prego, momentaneo. prego. Comunque, fatto sta che il punto è abbastanza semplice, vale a dire, noi in questo momento dobbiamo considerarci in trincea. Questo perché? Perché la manovra è piuttosto semplice, vale a dire. Noi fino adesso le cose sono state abbastanza semplici. Un'opposizione divisa, improbabile, perché uno dice, beh, ma cos'è l'alternativa da questo governo? Schlein-Conte? Fratoianni. Sì, Bonelli. Schlein-Conte, Fratoianni, dice, ma in che maniera? Però, dall'altra parte, ovviamente cosa fanno? Cercano di andare a indebolire sui numeri separando. Vannacci è una chiara manovra di questo tipo. Infatti non per niente Renzi si fregava le mani, e infatti non per niente era Vannacci medesimo che la spiegava, no, questa manovra. C'è un video molto esplicativo dove lui racconta e dice, beh, ma perché io dovrei fare un favore alla sinistra facendo il mio partitino, no? Sapendo che dividendo il campo porterei un vantaggio. Però mi pare che il partitino l'abbia fatto. Guarda caso invece poi va a finire proprio lì, no? Senza neanche particolari scuse, perché proprio per evitare qualsiasi tipo di questa cosa sai benissimo che noi gli avevamo concesso assolutamente tutto. Qualcuno dice troppo, ma in realtà, visto poi come sono andate le cose, mi pare chiaro che qualsiasi cosa in meno gli avessimo concesso sarebbe stata presa come pretesto, no? Sì. E allora a quel punto avrebbero puntato il dito, ecco vedi, tu quando è arrivato non gli hai fatto fare questo, quest'altro e adesso quindi è colpa tua se il fronte è spaccato. No, noi abbiamo chiaramente concesso tutto. Avendogli concesso tutto e essendo poi andata come è andata, direi che di scuse ne ha poche. Quindi evidentemente c'era un'intenzione fin dall'inizio. E il fatto che ci avesse un'intenzione fin dall'inizio e il fatto che, bene o male, sia stato creato dalla sinistra, perché sappiamo benissimo che Vannacci è stato creato da Repubblica, no? Sì. Cioè, quanti sono i generali al mondo che scrivono libri? Vi posso assicurare che ce ne sono, credo, 1 milione, no? Perché proprio questo qui? E quindi evidentemente sapevano come avrebbe potuto andare, no? Proprio perché quello che si diceva prima. Non c'è una mossa che non tenteranno. Evidentemente hanno fatto i loro conti, perché non sono scemi, e hanno visto che questo poteva funzionare come siluro, no? Per la decima massa, no? Ecco, la decima massa era un eroico gruppo di militari, diciamo, dove gli attuali eredi sono il Consubin, no? Gli incursori subacquei, che hanno portato dei risultati clamorosi durante la seconda guerra mondiale, perché sono riusciti ad affondare 2 corazzate, la Queen Elizabeth e la Malaya, un incrociatore pesante, tutta un'altra serie di navi, come? Intrufolandosi dentro il porto nemico, no? Tirando il siluro, mettendogli dentro della dinamite attaccata allo scafo della corazzata nemica e dopodiché andandosene via a nuoto, no? Sì. Questo era quello che faceva la decima massa. Infatti lui fa bene a rivendicare l'eroismo della decima massa. Penso che la decima massa sia stato il corpo di marina più eroico, uno dei più eroici al mondo, no? Nel fare queste
queste iniziative. Quindi sì, quello non che era ha servito certo per il Regno d'Italia, sì, quello per la Repubblica di Salò no, perché faceva i rastrellamenti quello no, dei perché faceva i partigiani, eccetera, rastrellamenti, eccetera. però attenzione, ufficialmente la Repubblica Italiana non riconosce quella 10ª MAS della Repubblica di Salò come erede della 10ª MAS gloriosa, no? Mettiamola Certo. così. Quindi insomma è ovvio che, ma diciamo così, il modus operandi, no? Vale a dire, io prendo, mi infilo, poi dopo faccio saltare per aria tutto, così facendo. Insomma, è abbastanza simile. Evidentemente l'aveva pensato sin dall'inizio. Il fatto poi che, come dire, abbia voluto operare in Toscana, no? E cose di questo tipo è abbastanza chiaro. È lì, no? Il centro del potere del PD, no? Lo sapeva, te l'ha detto, e infatti guarda caso quello che si fregava le mani, no? Pensando o vedendo all'approssimarsi dello scattare dell'operazione era Renzi. Sapete che Renzi lui non si tiene, no? Renzi, sapendo una cosa, perché evidentemente la sapeva prima, non può resistere in parte intestarsela, no? Come idea. E allora, infatti, cioè, come dire, si è tradito, no? In parte, cioè, avendo raccontato sta roba qua, si è fatta capire che poi dopo, guarda caso, è successo, ha fatto capire anche com'era la genesi. Quindi noi in questo momento abbiamo, ahimè, una delle prime manovre che hanno fatto per cercare di dividerci, per cercare di metterci in difficoltà, no? E così via. Ma non è un problema, perché uno deve non è che uno deve piangere o protestare dicendo che gli altri sono cattivi. È così, cioè, nel senso, in una situazione del genere tutti cercheranno di fare il possibile. È ovvio che noi dobbiamo attuare delle nostre contromisure. Infatti io ovviamente da buon insegnante di magia ci sto pensando da molto tempo. E poi al momento insomma le vedrete per quanto mi consta. L'importante è che la cosa che insomma vi domando è non cascateci. Cioè, non è talmente palese il giochino che mi deluderebbe insomma che qualcuno dei miei allievi della scuola di magia che mi ascoltano e mi sentono da così tanto tempo ci cascasse. Per cui, e infatti mi dispiace oggettivamente per quei fortunatamente pochi, perché se andiamo a vedere sul territorio e anche in Parlamento quanti sono quelli che sono cascati nella trappolina di seguire Vannacci, sono fortunatamente pochi. Per me è una delusione personale, ovviamente, no? Perché in un modo o nell'altro io ero uno di quelli che l'ha accolto più a braccia aperte, perché nella mia indole so che se dobbiamo vincere dobbiamo allargare, non dobbiamo restringere, no? Quindi chiunque abbia in qualche modo sia riuscito ad avere un certo seguito, che abbia delle idee che in apparenza possono essere affini, io comincio a dirgli vieni fratello, poi dopo vediamo se lo meriti, non so, l'abbraccio. Ecco, in questo caso non ha meritato proprio niente, no? Quindi io sono deluso anche per i due miei colleghi che hanno ben pensato di seguirlo. E purtroppo però anche qui vi posso assicurare che quello che succede in Parlamento quando si arriva a traguardare la fine della legislatura, perché secondo me ci stiamo avvicinando all'anno di fine legislatura. Io sbaglierò, ma secondo me le elezioni ci saranno nel maggio del 2027. È una voce che gira da un po'. Quindi, dato che io vi avevo già messo la data esatta della scorsa legislatura quando sarebbero state le elezioni, e guarda caso è stata proprio quella, teniamoci giù anche questa. Quindi, secondo me, qui andiamo al marzo
2027. Andando al marzo 2027, in tanti purtroppo invece di pensare all'ideologia stanno pensando a fare i conti del proprio destino. Sai, io non biasimo, nel senso che ognuno, bene o male, a casa propria fa i conti con il mutuo da pagare, con le rate di qualcosa e così via. Questo vale per tutti, vale per tutti e vale anche per i parlamentari. Io parlo forse in modo un po' semplicistico perché, dato che come ben sapete non ho particolari problemi economici, vi posso permettere il lusso di ragionare esclusivamente in termini di ideologia e di cosa penso che sia giusto per il mio paese. Qualcun altro evidentemente qualche conticino lo fa. Tant'è vero che ogni giorno c'è qualcuno di qualche altro partito che chiama già dicendo: senti, ma io non vado troppo d'accordo con i miei. Se per caso tu mi garantissi un collegio così di questo tipo, ecco, vedi che io potrei venire da voi. Dal punto di vista di chi fa questa manovrina non è male, no? Come mossa, perché tu hai una cosa dubbia, specialmente se non sei esattamente uno dei più popolari, uno di quelli che più considerati all'interno del tuo gruppo, e provi a portarti a casa qualcosa di positivo, no? Ne abbiamo avuti due sempre alla Camera che hanno salutato così, tali Pierro e Bergamini, no? Certo, sono andati a Forza Italia gli ha detto: non ti preoccupare, guarda, garantisco io, collegio sicuro. Però a un certo punto dice: benissimo, ecco, dai, vediamo un po' se per caso va. Allora, di base non va, per quello che posso dire. Cioè, esperienze passate sono state molto precise. Chiunque lascia la Lega finisce a casa. Viceversa, tendenzialmente la Lega non lascia a casa nessuno. Ma soprattutto bisogna capire che non è che esiste soltanto il parlamentare. Cioè, lavorare in un partito significa che se tu hai i numeri per poterlo fare, le possibilità di poterti esprimere ci sono in tutti i modi. In tutti i modi. E soprattutto non dovresti considerarlo come un lavoro. Questa è una roba che a me fa impazzire, no? Cioè, vale a dire il desiderio o il pensiero di considerare essere parlamentare o essere qualsiasi altra cosa, consigliere, come lavoro fisso. È un onore che ti può capitare in un periodo della vita, ma non può essere considerato un posto di lavoro fisso. È anche uno dei motivi per cui ti pagano bene, perché oggi c'è, domani non c'è. Ma dovrebbe essere normale valutare che il tuo posto c'è nel momento stesso in cui si allineano delle condizioni, vale a dire che la tua opera è stata sufficientemente convincente nei confronti della gente in modo tale che ti apprezzano come loro rappresentante, e il tuo partito risulta convincente nei confronti della gente come portatore delle istanze di queste persone. Quando una o tutte e due queste cose non vengono bene, allora a quel punto capita che potrebbe essere che non lo fa il parlamentare, ma magari sei uno bravo nell'ottica del partito e riuscirai a dare il meglio per riuscire a correggere gli errori che magari ci sono stati e riuscire a fare meglio la prossima volta. Ecco, noi in questo momento come usciamo dall'assedio? Ma la risposta è molto semplice. Noi usciamo dall'assedio focalizzandoci su dare una risposta a chi ci dà mandato di rappresentarli. Cioè, i cittadini vogliono che il leghista vada all'interno del governo, perché dubito che ci sia qualcuno così folle da pensare che il leghista deve essere sempre all'opposizione e non fare niente. Per quello ci sono degli abbaiatori che vanno benissimo, figurati, non contano niente, saranno sempre nel micro partitino qualora c'è, no? Cioè, quello può essere il lavoro, ma neanche, insomma, ma di AVS, insomma, o di alcuni tentativi del passato, no? Di qualcuno che stava sempre fuori dalla maggioranza e diceva: vergogna, se ci fossi io.
Se ci fossi io le tasse le azzererei. Se ci fossi io gli stipendi li triplicherei, se ci fossi io questa roba sarebbe fatta in un giorno, se ci fossi io il Ponte dello Stretto lo facevo con le carte da gioco, no? E sarebbe stato Il mio tutto in 2 falegname lo anni. faceva meglio. Il mio falegname lo faceva meglio, quello ci vuole un cazzo, no, oggettivamente, a fare quel mestiere lì. Io sono convinto che l'elettore della Lega sia un elettore pragmatico, vuole che le cose Certo. siano fatte. No? E quindi noi semplicemente dobbiamo essere molto più focalizzati nel fare le cose che i nostri elettori vogliono e dare una risposta precisa al perché uno deve votare Lega. E perché uno deve votare Lega? Beh, ma questo mi sembra evidente, perché è un partito dei piccoli contro i grandi, perché è un partito che è eurocritico in quanto vuole il potere vicino, non il potere lontano, perché è un partito delle persone che vogliono dire la propria con il voto e quindi rifuggono come se fosse la peste qualsiasi entità sovranazionale che si frappone fra la volontà del cittadino e quello che viene effettivamente deciso. Per cui nessun leghista anche della prima ora può dirsi a favore dell'Unione Europea, perché è evidente che, come diceva Bossi, quella era Forcolandia che avrebbe poi mandato le finanziarie con un fax da Bruxelles. E quindi c'è una continuità, no, chiara di quello che vuole il leghista. Il leghista vuole che si difenda la proprietà, la sua proprietà. Il leghista vuole che la casa sia sacra. Il leghista vuole che ci sia il diritto di difendere i confini con ogni mezzo possibile. E c'è una persona che ha dimostrato di saperlo fare meglio di tutti gli altri, che è Salvini, e quindi il leghista vuole Salvini al Quirinale, magari, vuole Salvini al Viminale, vuole Salvini ministro dell'Interno, perché chiuda definitivamente le porte di casa. E non puoi pensare, concentrarti, a me fanno abbastanza ridere quelli che parlano di remigrazione, è un'istanza correttissima, cioè io sono super pro remigrazione, che in italiano si chiama rimpatrio, no? Ma non puoi fare la remigrazione se prima non chiudi il rubinetto, perché sennò altrimenti da grandi facciamo l'agenzia viaggi, no? Cioè se continuano ad arrivare e poi dopo noi li dobbiamo rimandare a casa, no? Con la remigrazione, che cosa abbiamo inventato? Il moto perpetuo. Cioè, non ho capito, allora è al P-Tour, non è una cosa. Allora, prima deve essere, dato che c'è un'esigenza forte di sicurezza e di dire basta, no, a questo mare di clandestini che ci sono arrivati dalle porte aperte del governo precedente, prima bisogna chiudere tutto. E fino adesso quello che ha dimostrato, l'unico che ha dimostrato di saperlo fare bene più che bene è Matteo Salvini, quindi il leghista vuole Matteo Salvini al Viminale perché chiuda definitivamente le frontiere, perché ogni volta che si fa, perché non si debba ogni volta mediare per un decreto sicurezza in modo tale che ma questo vedrai che però forse questo è un pochettino eccessivo, no? E cose di questo tipo, no. Non è questione di essere un pochettino eccessivo, è questione che è assurdo pensare che uno che prende a martellate un agente per terra sia fuori e che invece dall'altra parte gente che ha stuprato, che ha fatto danni sia sempre in giro. È così semplice, cioè nel senso spiegare del perché no? Noi dobbiamo essere qui e dobbiamo avere la forza sufficiente per farle valere queste idee. È chiaro come il sole e attenzione, sono posizioni politiche precise, perché, e poi vi lascio con questa riflessione, non esiste una posizione politica che sia definita da una parola che tutti vogliono. Quindi quando uno dice noi vogliamo la sicurezza, non è questa la posizione politica della Lega. Perché tutti vogliono la sicurezza. Tu trovami un partito che ti dirà che vuole l'insicurezza. Sono le cose pratiche che si fa. Io voglio la sicurezza e quindi voglio Salvini al Viminale. Io voglio la sicurezza e quindi voglio la legittima difesa. Io voglio la sicurezza e quindi non voglio
che il poliziotto abbia paura a fare il suo mestiere perché finisce indagato. Il giorno dopo io voglio la sicurezza e quindi, per dire un'altra delle cose che sono state scritte nell'ultimo decreto, voglio che sia procedibile d'ufficio anche lo scippo e il furto, perché sennò altrimenti, dato che normalmente uno fa scippo e furto, metà sono scippo e furto ai danni di turisti o di stranieri, questi tanto non vanno in tribunale a fare la querela, si beccano il furto, lo denunciano e ciao. Ma non può essere, come ha fatto la riforma Cartabia, una delle più grandi cazzate nella storia della legislatura recente, dire che deve essere procedibile solo a querela di parte, cioè solo se tu hai voglia di farti un processo contro chi ti ha rapinato, allora a quel punto si può procedere. Ma che sistema è? Cioè, tu hai rubato, ci sono le prove, c'è la telecamera, tu prendi e vai in galera. Non è che se è quello a cui tu hai rubato il portafoglio, che magari è groenlandese, non ha voglia di fare un processo contro di te e di solito non ce l'ha, allora a quel punto tu sei libero. Fatto niente. Ma che sistema è? Infatti. Quindi le posizioni devono essere chiare. Cioè non è più lavoro. No, sì, più lavoro. Ma chi è che vuole meno lavoro tranne i 5 Stelle? Cioè, più lavoro significa cominciamo a usare i fondi che ci saranno per come si chiama, per la difesa sulla sicurezza interna. Tu capisci che già quello significa che verranno assunti 20.000 fra carabinieri, poliziotti e cose di questo tipo. Quello è più lavoro. È una cosa che serve a tutti. E magari forse si riesce anche a svecchiare un pochettino un sistema di forze dell'ordine che in questo momento ha un'età media che è imbarazzante. Cioè, mi sembra che tutto, no, sia abbastanza. Non so, adesso una roba che sta arrivando in questi giorni nelle commissioni affari dell'Unione Europea, l'euro digitale. Ecco, l'euro digitale non lo vogliamo. Ma non perché, cioè io ho sempre pensato che non ci sarebbe stato, no, alla fine l'euro digitale, perché la lobby delle banche era troppo forte. Ma se insistono a portarlo avanti, sto benedetto euro digitale, ma voi volete che i vostri risparmi siano nelle mani della von der Leyen, che si sveglia la mattina e vi dice che non ci sono? Perché ha il controllo di quello che voi fate, di quello che voi spendete, di quello che voi vedete e nelle sue mani c'è un bottone per potervi fottere direttamente i soldi in diretta? Ma voi volete questo? No! Eppure è un grillino che la sta propagandando questa cosa dell'euro digitale sul Parlamento europeo. Adesso vedrete che il mio mestiere sarà metterle in chiaro queste cose, da qui fino al prossimo anno e mezzo. E poi vediamo un pochettino chi la pensa, perché, ripeto, se uno dice più salute, più lavoro, sono tutti d'accordo. Andiamo nelle cose più specifiche. Sei a favore o sei contro l'euro digitale? Sei a favore o sei contro al mantenere il diritto di veto in Unione Europea? Perché io ho letto oggi un'intervista di Marina Berlusconi, che è da mettersi le mani nei capelli. Un'intervista dove dice che lei vuole più Europa, che vuole che si abolisca il diritto di veto dell'Unione Europea, che vuole l'esercito comune, che vuole il mercato comune, l'esercito comune, la difesa comune, meno diritto di veto. Ma sul mio cadavere! Suo padre questa roba non l'avrebbe voluta. Ma figurarsi se l'avrebbe voluta sta roba qua, ma figurarsi! Al massimo lo avrebbe potuto dire senza pensarci una volta, no? Cioè quando gli dico, ma sì, dai, tanto cioè lui aveva questo atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea, chi se ne frega, no? Ma tanto prima o poi, no, poi faccio il cazzo che voglio, e poi dopo si è visto, no, come era andato, poi faccio il cazzo che voglio. Non vanno sottovalutate le cose che arrivano dall'Unione Europea, perché sono sempre strutturalmente delle Sì. Per cui bisogna stare molto, molto, molto attenti, bisogna mettere in chiaro le cose. Da qui in avanti le nostre scuole di magia saranno scuole di vedetta. Cioè, molto bene. Noi dobbiamo essere vedette, vedere da dove arriva l'attacco e non farsi prendere di sorpresa, né la mattina, né la notte, né al pomeriggio. E vedrete che anche in questo caso vinceremo. Senatore, allora 10 secondi di pausa e torniamo subito. Va bene.
Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Rieccoci, la scuola di magia del senatore Claudio Borghi, che da stasera è anche di magia e di vedetta, visto quello che si prepara per il prossimo anno e mezzo più o meno fino alle elezioni. Senatore, qui però si fanno tutta una serie di discorsi, di elucubrazioni a proposito di Vannacci. Poi mi piace molto il fatto, mi piace per modo di dire, il controsenso di uno che se ne esce da un partito di governo, fonda il suo partitello e dice no, però io con la coalizione di governo ci voglio parlare. Come te ne sei appena andato dicendo che il partito che ti ha accolto e ti ha fatto vice segretario sono tutti, manca poco, una manica di imbecilli, fanno tutti schifo e poi però vuoi far parte della coalizione insieme a questi qui. Non ho capito bene la logica, anzi gliela dico alla linea Banfi, non ho afferreto, scusi. Non ho afferreto, ma la logica è abbastanza ovvia, no? Lui vuole avere la possibilità di farlo saltare, no, il governo. Cioè, lui dice io voglio essere portato dentro nella maggioranza perché così facendo, quando ci sarà una qualsiasi tipo di votazione, lo posso far saltare per aria. La bomba di profondità, no? Il siluro, quelle robe di cui avevo detto. La guerra di guerriglia. La domanda ovviamente è da parte nostra, della Meloni, così, perché mai dovremmo portarci la mina in casa, no? Cioè, oltretutto appunto, che non lui si capisce era, ripeto, il senso. all'interno del partito più eurocritico, quindi in teoria quello più vicino alle cose, ma perché vorrebbe stare con Forza Italia? No, cioè, no. È perché evidentemente deve fare qualcosa che poi al momento buono potrebbe essere utile al PD. Certo, mi pare giusto. Senatore, qui ci sono 2 messaggi che arrivano, 2 da Maurizio, 1 da Marco. Maurizio dice: ripropongo fischiare Mattarella ad ogni uscita, basta giri nel mondo solo senza ministri. E poi Borghi, non è così che vengono scelti i parlamentari nelle elezioni. Marco invece scrive: grande Borghi è un economista che si fa capire anche dal bambino dell'asilo ignaro, vai avanti così. Come si scelgono i parlamentari allora? Beh, allora i parlamentari secondo me dovrebbero essere scelti con un mix, no? Di persone che si sono fatte molto valere sul territorio, quello per quanto riguarda la Lega, ovviamente per quanto riguarda Forza Italia, ti ricordi come venivano scelti, no, in passato con i casting, sì. Piuttosto, cioè, capito, ognuno ha le sue, cioè 5 Stelle con i click, quindi ognuno sceglie il suo metodo di rappresentanza. E se all'elettore va bene così, cioè nel senso che per dire quando noi votavamo centrodestra perché magari lo sapete, no? Cioè, non sempre c'era la Lega, no? Qualche volta c'era da votare il popolo della libertà. Io per dire, io in Regione Lombardia mi pento e mi dolgo, però non avevo altre possibilità realistiche, no? Ho votato anche Formigoni qualche volta, no? Cioè, che potevo fare? Quello era il candidato. Però normalmente tu non ti ponevi il problema, cioè nel senso votavi centrodestra perché dici guarda io preferisco Berlusconi a Prodi e quindi tanto mi basta. Poi quello che c'è sotto, no? Cosa sono i parlamentari, cose di questo tipo, andava bene per gli appassionati del genere, la maggior parte dei casi nessuno sapeva neanche chi fossero, no? Cioè, tranne qualche elemento. Purtroppo però invece è sbagliato, cioè vale a dire il parlamentare è il primo rappresentante dei cittadini all'interno della maggioranza, deve riuscire ad avere anche una sua autonomia e quindi i cittadini devono volere il migliore, no? Per quanto possibile. Com'è che vengono scelti? Beh, vengono scelti nel modo semplice con la legge attuale. C'è scritto il nome. Cioè, se i cittadini dessero anche all'interno dello stesso partito, dessero dei segnali di dire di preferire uno all'altro, sarebbe meglio. Invece purtroppo non lo fanno, no? Cioè di solito alle elezioni si dà mandato del partito e basta. E allora però essendo che si dà mandato al partito e basta e non si guarda chi c'è scritto sulla scheda, perché è scritto sulla scheda, cioè non si guarda se c'è scritto Borghi come capolista, che tanto è quello che passa eventualmente, oppure se c'è scritto Bianchi o se c'è scritto Rossi, no? Si vota Lega e pace. Va già bene
votare Lega perché è un'apertura di credito. Ma proprio perché c'è questa apertura di credito, dovrebbe essere chiaro che un partito come la Lega deve portare le persone che valuta migliori per quel compito. E quali sono le persone migliori per quel compito? Beh, ci sono stati 5 anni per capire se uno è adatto a fare il lavoro del parlamentare o meno. No? Non è un'onta scoprire di non essere adatti per fare il lavoro parlamentare, magari si è molto più bravi, che ne so, a fare il sottosegretario, per dire, no? Magari si è molto più bravi a fare il sindaco o qualcosa del genere. E parallelamente, una volta che sarà fatta la cernita da chi è stato oggettivamente migliore, no? nel ricoprire il suo ruolo di parlamentare e quello viene demandato al segretario, dall'altra parte nei territori spetterà ai vari segretari regionali individuare quelli che si pensa che possono essere i migliori, perché sono stati degli eccellenti sindaci e quindi si pensa che, anche se non è automatico, che possano essere dei buoni parlamentari o simili, per riuscire a portare avanti. Questo è sempre stato, cioè la Lega ha un vantaggio rispetto agli altri partiti, ha sempre, tranne rarissime eccezioni, Pannacci una di queste, e infatti si è visto che non è andata bene, tranne rarissime eccezioni ha sempre pesato i propri uomini. Io stesso, tanto per dire, prima di andare in Parlamento ho fatto consiglio regionale e consiglio comunale. Questo dare peso ai territori o a gente che si è distinta, no, nei suoi lavori come rappresentante dei cittadini a livello locale è un plus clamoroso della Lega, secondo me, rispetto agli altri partiti, e penso che vada valorizzato. Decisamente. Senatore, senta, c'è un'ascoltatrice che chiede perché si è pentito di votare Formigoni, mi interessa. E ancora, se si riesce a fare il ponte, che è un'infrastruttura strategica, allora la Lega riuscirà di nuovo a incidere e contare in questo esecutivo. Beh, allora, che si debba partire col ponte è evidente, perché sennò altrimenti è difficile anche rivendicarlo, ed è il motivo per cui tutte le forze del Deep State si mettono di traverso, no? Corte dei Conti una volta, poi dopo il giudice, poi dopo la Cassazione, poi dopo di questo tipo, fanno il possibile per cercare di fermarlo, e quindi bisognerà sicuramente almeno iniziare. Per quello che riguarda Formigoni, il fatto che traesse dei vantaggi personali dalla sua carica è sufficiente, da come perlomeno pare risulti dai processi che ci sono stati. E io, se devo essere sincero, sono anche disposto a pensare che uno sotto processo che è stato condannato fosse innocente. Per me non è mai stata la verità processuale come una verità sacra. Nel suo caso, però, insomma, mi sembra che ci fossero delle prove più o meno al di là di ogni sospetto, e ottenere dei vantaggi personali dalla carica che si ricopre, secondo me, non è il modo migliore di rappresentare i cittadini. Senta, io senatore, non ho mai messo fuori neanche, giusto per far capire, sì. Spesso si parla di rimborsi spese, cose di questo tipo, e nella stragrande maggioranza dei casi questi rimborsi spese sono sacrosanti. Però io, per essere sicuro, da quando sono in politica non ho mai messo fuori uno scontrino neanche per una minerale. E quindi pretendo da quelli che voto io lo stesso tipo di atteggiamento. Senatore, ma in conclusione, io le dico la verità, quando è venuta fuori la notizia della nascita di Futuro Nazionale, così, mi sono ricordato, e lo ha fatto anche Paragone sulla Verità qualche giorno dopo, Italexit. Io mi ricordo quelli che chiamavano in questa radio e dicevano, o mandavano messaggi e dicevano: adesso arrivano le elezioni, pigliamo 20 milioni di voti, vi facciamo un culo quanto una casa, quella. Dopodiché hanno preso l'equivalente del prefisso di Vibo Valencia, che è 0963. Per cui non è che qui stavolta fanno di nuovo 0963. Ma sicuramente faranno 0963, su questo è evidente.
perché in passato sono cose non nuove, no? come meccanismo. L'unico, diciamo, forse un po' spontaneo, no? come meccanismo che non aveva dietro chissà quali idee, è stato il Talexit, no? Perché paragone con tutti i difetti che ha, perché ne ha un tot, no? Era dentro le 5 Stelle, non era uno della Lega, no? Era uno che un po' ci credeva. Ci sono dei pezzi del mio libro dove non cito delle persone che erano incluse in certe cose, lui un giorno magari potrà anche raccontare qualcosa, no? Di quanto si provava oggettivamente a fare delle cose col governo giallo-verde, e poi non ci si riusciva. Però che ci credesse, io sono abbastanza convinto. Viceversa, una cosa diversa è quando nascono questi partitini, che sia perché uno ci crede, sia perché invece è una manovra eterodiretta. Il punto è cosa fa la stampa con questi partitini, no? Perché improvvisamente da cose ignorate, no, o simili diventano popolarissimi. Sì, appunto. Vi ricordate quando si parlava solo di Casa Pound, no? Come no? Casa Pound, certo, Poi ha preso lo 0,1%. Preso lo 0, no? e similari, però intanto Casa Pound, perché c'era la possibilità di prendere e togliere un pochettino di voti. Quindi poi qualcuno felice di farsi usare, no? Dice, vabbè, dai, guarda, mi rendo conto che mi stanno usando, ma magari poi io ci guadagno, no? E simili, però insomma alla fine sempre lì finiscono. Insomma. Senatore, allora... Anche perché significa in ogni caso la stragrande maggioranza di questi casi non hanno non hanno le basi di conoscenza anche ideologiche per portare avanti determinate cose, ma prendete Dannacci, ce lo mettiamo lì, no? E chiediamogli un po' di cose di economia, no? Sull'Unione Europea. Saprà quell'ora che gli ho fatto io di ripetizioni. Esco da quello che gli ho detto, me lo ricordo parola per parola, da quello che gli ho detto lui non saprà nulla. E tu cosa fai? Vuoi governare il paese con un'ora di ripetizioni da borghi? Sembra il caso, ecco. Senatore, allora si sono fatte le 19:30, noi ci ritroviamo tra 168 ore e credo che a mano queste puntate diventeranno ancora più avvincenti. Ho questa strana sensazione. Già lo sono, ma mi sa che stavolta lo saranno ancora di più. Ne sono felice. Salute allora, tutti, buona serata e grazie come sempre. Grazie. Sigla, pausa e poi The Chemical Brothers Go del 2015. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explode, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a
test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. You gotta make it on time. Brightest star gonna beat the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. 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 Can't think. Can't sleep. Can't breathe. Can't think. Can't sleep. Can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Grazie cara Natalia, alle 19:33 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1130 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, 10 di febbraio 2026. E allora 0292947222, il telefono è aperto se volete essere dei nostri. Scusate. Diamo intanto un'occhiatina alle agenzie, stavolta l'ANSA, eccola qui, Santanchè è indagata a Milano, altra ipotesi bancarotta, e poi appare puntualmente la pubblicità, ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, welcome to Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, e voilà. Grazie sir. Come va Antonino, tutto bene? Sì, tutto tranquillo, dai, non ci possiamo lamentare. Ecco. Tira un buon vento, nonostante Vannacci abbia cercato di vannaccizzare la Lega, non ci è riuscito, è stato un traditore verso colui che veramente gli ha dato una grande chance di entrare in questo grande movimento politico che è la Lega, ed è stato veramente di una ingratitudine, di una portata iperbolica. È veramente stato un traditore. Vabbè, ma comunque andiamo oltre. Se mi permetti, io terrei il mio Prego, vai col punto. Lo vuoi annunciare? Sì, il punto di Michele Caruso. Eccoci, dunque, a quanto pare Giletti attacca il suo collega non solo di azienda Rai, ma anche di rete, Rai 3, Rannucci. Ci sarebbero delle chat con Maria Rosaria Boccia, la signorina che forse potrebbe anche essere definita come una dei facili costumi, che ha fatto dimettere al Dicastero. Vabbè, questo io direi che è un'affermazione tua anche a rischio querela, perché noi non sappiamo se sia... abbi pazienza, questa è un'affermazione che resta a te. Prego. Ha fatto dimettere dal Ministero dei Beni Culturali, Dicastero di appartenenza a San Giuliano, tra l'altro è indagata per stalker e lesioni. Maria Rosaria Boccia ancora al centro della bufera, dunque da un lato c'è la decisione del Tribunale di Roma di mandarla a processo per stalking e lesioni proprio nei confronti dell'ex ministro al Dicastero della
cultura, come dicevo poc'anzi, San Giuliano, dall'altro l'imprenditrice è il perno di una dura polemica tra i volti Rai Massimo Giletti, che ieri ha mostrato le chat segrete con Sigfrido Ranucci, suo collega. Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report, sempre su Rai 3, lui durante il programma Lo Stato delle Cose, ieri nella puntata del 9 febbraio, e ha mostrato alcune chat appunto tra i due, Ranucci e la Boccia. La conversazione risalirebbe al 17 settembre del 2024 e i due parlerebbero di una presunta lobby gay di destra, citando esplicitamente Giletti. Chat che erano state pubblicate in parte del giornale e che Ranucci aveva smentito parlando di manipolazione. Giletti ha mandato in onda i messaggi senza mancare di rivolgersi allo stesso Ranucci, una riduzione umana profonda tra colleghi che lavorano per la stessa azienda. Insomma, sembrerebbe che si parli di giro gay perché si sia amici di qualcuno che è una sorta di protettore e che comunque manipolerebbe nei palinsesti soprattutto della sette di invitati, preferendo ad esempio un Cerno che è direttore adesso del giornale piuttosto che altri. Dunque Giletti aveva mandato un messaggio al collega per smentire tutto. Adesso la contromossa di Giletti, che insiste, dice che fa fatica a non essere deluso da quello che legge, anche a pensare che gli sia stato mandato un messaggio dicendo che non è vero nulla. Lui capisce che uno che fa una telefonata e dice poi così tanto di poco veritiero, per usare un eufemismo, magari per convincere l'altra parte, lui a questo non ci sta. Però qui non è una questione di sostantivi, lobby, non lobby, gay, non gay, è una questione di sostanza, e lui la sostanza non la vede, non vede la sostanza di un combattente come lui si definisce. E dunque dopo lo scandalo di Marsiglia, Rosaria Boccia riguardante San Giuliano, che ha portato solo casini, perché la parabola discendente degli imprenditrici napoletane ora è rinviata a giudizio per stalking e lesioni, tutte le vessazioni quotidiane denunciate dall'ex ministro di Castello della Cultura San Giuliano, dal controllo umiliante di una seduta bagno nella quale lo avrebbe obbligato a tenere la porta aperta fino alla ferita alla testa dopo una lite in motel. Lui intanto è tornato nella politica che conta, lei si dice sconcertata, e dopo l'ultimo fallimento anche le elezioni in campagna rischia di finire nel dimenticatoio, forse con conseguenze anche legali. Ma secondo te, Antonino, e poi mi congiuro te con un saluto, in un mondo di etero dove non manca comunque l'omofobia, ai tempi di Pierpaolo Pasolini, che era un partito comunista che era meno laico della Democrazia Cristiana, forse meno ortodosso, comunque poi nella morale, perché andava contro l'orientamento sessuale, la dimensione umana di Pasolini stesso. E dunque, per non parlare poi della liaison tra Togliatti e Laiotti, che era molto discussa all'interno delle varie correnti della ex PC. Adesso si parla di lobby gay di destra. Ma tu ne sai qualcosa? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma guarda Michele, io onestamente non bazzico questi ambienti, e comunque ti rimando a quello che ha detto Tommaso Cerno, che sono delle minchiate, per cui l'idea dell'esistenza di una lobby gay di destra a me pare una roba da cinepanettone più che una storia interessante. Poi francamente quanta noia, veramente. Ma di chi stiamo parlando? Cioè veramente il grande, non lo so, mi sembra una storia così banale, veramente, non mi interessa proprio, credimi. Alle 19:41 minuti, 10 secondi, il telefono è ancora aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri. Continuiamo, vi stavo dicendo appunto l'ANSA, Santanchè indagata a Milano, altra ipotesi di bancarotta, ATP Finals a Mediaset, manca solo la firma. Poi ancora Milano Cortina del 26, oro all'Italia nella staffetta mista dello short track. Milano Cortina 26, ancora bronzo a Mosaner e Costantini nel doppio misto del curling. Francia, uomo incriminato per abusi su 89 minori in 55 anni, l'orco a 79 anni, ha agito per oltre 50 anni in vari paesi, ha ucciso anche la madre e la zia.
Peccato che la Francia ha abolito la ghigliottina nel 1981, lo decise Mitterrand. La polemica, assessore ritocca le foto ufficiali, ma gli incontri sono veri. L'ex direttore generale delle dogane, rammarico per le inesattezze di stampa. Novità e anticipazioni, ecco Ferrari Luce, la prima vettura elettrica di Maranello. Ambiente, Trump cancella le norme sul clima dell'era Obama. Andiamo a dare anche una bella occhiatina alla BBC. Trump, tra l'altro, alle ore 18:56 dice che l'Iran non avrà armi nucleari né missili, però intanto gli iraniani, già che ci sono, su questi due temi dicono che non se ne parla neanche. Io dico che Trump sta finendo in un bel cul-de-sac dal quale per uscire ci vorrà un sacco di cool per tutto il pianeta, però. Andiamo a vedere la BBC, vediamo che cosa ci dice l'emittente di Sua Maestà Britannica. Poi vi ricordo tra l'altro che alle ore 20 ci sarà, come sempre, ça va sans dire, irrefrenabile come non mai Aria Fritta con il misterioso Antoniaccio da Forlì che tanto terrorizza la nostra Natalia. Vi devo svelare anche questo segreto. Andiamo a vedere, allora, vediamo la BBC. L'FBI ha diffuso le immagini. Scusate, Natalia ha detto che mi chiude il microfono se rifaccio l'imitazione di Antoniaccio da Forlì. Io vorrei invece continuare a lavorare per questa emittente per tanti anni ancora e mi fa molto piacere farlo, quindi va bene così. Dicevamo, l'FBI rilascia le immagini della persona mascherata in cerca della madre di Savannah Guthrie, la madre appunto di questa conduttrice delle news, che è scomparsa in piena notte dalla casa di Tucson in Arizona ed è stata vista l'ultima volta il 31 di gennaio. Ancora altre news. Trump minaccia di chiudere, di bloccare l'apertura del nuovo ponte che unirebbe Canada e Stati Uniti. Il primo ministro Mark Carney ha detto di aver avuto un colloquio positivo con Trump dopo appunto le minacce di The Donald. E poi il capo dell'ICE, dell'ICE, difende le tattiche di applicazione dell'immigrazione, cioè le tattiche di applicazione delle leggi contro l'immigrazione clandestina in Minnesota. 19, 44 minuti e 46 secondi, direi che abbiamo finito per questa sera. Ci si ritrova domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E che dire di più? C'è la replica poi di Aria Fritta alle 17:30. Grazie per essere stati con noi e ci salutiamo con Franco Califano, tac, del 1977. Tutto no, quello è tac. Dai, va bene, grazie. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.